Con grande piacere ritroviamo in collegamento il nostro amico Daniele Zovi. Buongiorno, ciao Daniele. Ciao Piero, spero che tu mi veda perché io non ti vedo. Ecco, adesso noi ti vediamo, dovremo risolvere anche il tuo ritorno, dovrebbe esserci tra pochi minuti, speriamo che tu riesca ad avere il ritorno. Comunque l'importante è che ci sentiamo, noi ti vediamo e ti vediamo bene. Daniele, innanzitutto bentornato, siamo qui oggi per parlare di un tuo nuovo lavoro, torni ad occuparti di bambini ed edito da Di Agostini, lo stiamo vedendo, Ale e i lupi alla scoperta degli animali del bosco. Quindi parliamo di questa storia ambientata in un'estate quando Alessandra e il fratello Francesco passano dei tempi con i nonni in collina e li hanno un incontro veramente molto particolare. Sì, guarda, io non sono capace, non mi sono mai messo alla prova, ma credo di non essere capace di scrivere favole. E quindi parlo di argomenti legati alla natura, quindi agli alberi, agli animali selvatici, in modo da riferire, da narrare fatti o che sono accaduti a me o realmente accaduti e quindi molto concreti, molto realistici. Io credo che sia opportuno parlare di questi argomenti perché si favoleggia molto per esempio sul lupo, sulla sua pericolosità, insomma del lupo cattivo ne abbiamo sentite di tutti i colori. E invece io racconto di questi selvatici così come sono nella realtà, come si manifestano in natura. E questa sfida che l'uomo ha di capire esattamente come interpretare il proprio ruolo in questo pianeta e la propria relazione con gli animali selvatici è una questione che mi sta molto a cuore e che appunto ho deciso di trattare anche con i bambini delle elementari. Sì, tra l'altro in un periodo che ricordiamo che i lupi sono presenti in moltissime zone d'Italia, anche in alcune località, in pianura, in montagna, che per tanti anni non hanno avuto più i lupi. Quindi c'è un po' un bisogno di riapprocciarsi, non mi veniva il termine, con queste specie. Sì. Allora, i lupi sono presenti in questo momento in tutte le regioni d'Italia, escluse le isole, mentre fino al 1970 erano sostanzialmente estinti. Ne era rimasto un piccolo gruppetto, diciamo, tra l'Abruzzo, qualcuno nel Lazio, qualcuno in Calabria, ma al massimo 100 individui. Oggi gli individui sono qualche migliaio, e hanno riguadagnato lentamente, però con una marcia instancabile, tutta la dorsale appenninica. Poi attraverso le montagne liguri sono arrivati sulle Alpi Marittime, quindi in Piemonte, e da là si sono diffusi in tutta Italia. Quindi il loro ritorno è chiaro che è un po' problematico, nel senso che sono predatori, sono carnivori esclusivamente, hanno molte prede da catturare, di cui cibarsi, che sono gli animali selvatici, perché questi nel frattempo sono aumentati di molto, però è evidente che quando trovano un animale domestico, che può essere anche un cane, o comunque una pecora, un vitello, si cibano anche di questi. E quindi noi abbiamo perso l'abitudine di difendere i nostri animali domestici nei confronti del lupo e dobbiamo riguadagnarla questa abitudine, perché sempre l'uomo ha convissuto col lupo. Abbiamo qui Maria Cristina Bertonazzi, che sai che è una tua fan sfegatata, che ti promuove in tutto. Non riesco a vederti però ti promuove in tutta la pianura padana, visto che abbiamo la possibilità di avere anche un tecnico, magari proprio su quell'argomento lupi. Prego, Maria Cristina. Noi ne avevamo già parlato un'altra volta e vorrei comunque ricordarla questa cosa, legata a quello che stava dicendo, che bisogna difendere gli animali. Cioè i lupi non attaccano l'uomo intanto, ma scappano. E probabilmente con l'uomo si sono proprio suddivisi anche le ore della giornata, perché il lupo gira più di notte, l'uomo di giorno, quando invece un tempo erano un po' in competizione, no, su questo. Però l'altra cosa è che se appunto tutti fossero virtuosi nel mettere
i cani da guardiania e i recinti che possono allontanare i lupi, io credo che il lupo andrebbe, è logico, se trova una pecora a disposizione fa meno fatica andarla a prendere, però se invece ha queste, diciamo, barriere andrà a fare più fatica, ma verso un animale selvatico dove svolge anche un po' un'azione di equilibrio, no? E secondo me questa cosa va un po', cioè sono gli aspetti positivi del lupo che molti non vogliono vedere. Ecco, Maria Cristina ha detto molto bene. I sistemi per mitigare i danni del lupo, magari non cancellarli del tutto, ma per mitigarli, ci sono. E sono esattamente questi, sono i recinti elettrici e sono i cani da guardiania. Cioè non sono cani pastori, ma sono cani come il maremmano, cani nostri, italiani, insomma, che vengono allevati comunemente, che portati fin da piccoli nel gregge lo difendono. E io in giro per l'Italia ho incontrato, per esempio sul Grappa, una pastora di pecore, aveva appunto messo giù dei recinti elettrici e aveva comprato dei maremmani e non si è lamentata mai di aver subito attacchi del lupo, pur avendo un branco di lupi adiacente alla sua malga. Cioè, noi sappiamo che lì dove lei porta le pecore d'estate, a poche centinaia di metri c'è un branco di lupi che vive stabilmente, quindi insomma la convivenza è possibile. Da altre facile parti, però, per esempio ricordiamolo. in provincia di Forlì, dove allevano vacche allo stato semibrado, tipo limousine e così, avevano lamentato dei danni da lupo sui vitelli, proprio nati da pochi giorni e così. Hanno cominciato a far partorire le vacche in stalla e a mandarle fuori un mese dopo. Ecco, è bastato questo per salvare, per non avere più danni, perché poi queste vacche, diciamo sostanzialmente brade, come l'Angus o le limousine o altre specie, gli adulti si mettono in cerchio e lasciano, se sentono arrivare il lupo, e lasciano all'interno i vitelli. E come le carovane nei film dei cowboy. Quindi la convivenza, diciamo, è possibile, Daniele? Come, scusa? Quindi la convivenza, diciamo, è possibile, basta organizzarsi, è possibile. Guarda, sono delle regole da rispettare. Non solo è possibile, ma è molto auspicabile, perché noi nei nostri territori, in tutto l'arco alpino e nelle colline anche italiane, ma anche in pianura, abbiamo assistito in questi ultimi decenni ad un aumento clamoroso degli erbivori. Quindi sono aumentati i cervi, i caprioli, i camosci, i cinghiali. Ecco, il lupo è esattamente quel regolatore di questi numeri naturale, che riporta quell'equilibrio che altrimenti non ci sarebbe, perché tutti questi erbivori fanno anche loro dei danni. Cioè, pensiamo alle vigne che vengono protette dalle reti perché i caprioli mangiano l'uva, per dire, no? Sì. Quindi, per citarne una, ma poi ci sono tutti gli esempi legati alla foresta dove il pascolamento intenso dei cervi elimina la rinnovazione spontanea della foresta. Quindi ecco, i lupi fanno correre i cervi, ne catturano ogni tanto qualcuno, ma intanto li fanno muovere e comunque ne regolano il numero. Quindi va salutato questo ritorno. Daniele, abbiamo ancora poco tempo e mi fa poi piacere ritornare a parlare un attimo del libro. Volevi dire, scusa? A proposito del libro, secondo me per i bambini è anche importante capire che il lupo non è solo una figura negativa, ma che il lupo ovviamente fa anche tante cose giuste e corrette per il nostro sistema. Forse attraverso la fiaba questo si capisce, immagino. Ecco, ricordo, proprio lo continuo a dire, ma Antonietta ne ha già accennato, negli ultimi 150 anni in tutta Europa non si sono registrati attacchi di lupo sull'uomo. Quindi, insomma, dobbiamo aver più paura dei cani che dei lupi. Esatto. A chi è indirizzato questo libro? Ricordiamo l'età ai 6 anni, è edito dalla Di Agostini, appunto. In copertina c'è scritto 5+, che è una formula per dire
che fino ai 5 anni saranno i genitori a leggere il testo, ma poi si arrangeranno i bambini. Comunque fino a 7-8 anni credo che sia molto utile una narrazione di questo tipo. Grazie a Daniele Zovi per questo collegamento e per questo libro che speriamo che possa essere... I lupi alla scoperta degli animali del bosco, edito da De Agostini. Lui è sempre gentilissimo e noi lo ringraziamo, magari ci risentiamo per tornare. Ti saluta, Grazie Daniele Zovi. Grazie, viva il lupo, ciao a tutti. E grazie naturalmente anche a Maria Cristina Bertonazzi.